sono entrati in proprietà privata e si sono portati in questa zona demaniale. Questa riunione non era autorizzata, per cui sono stati sgomberati immediatamente. Sono intervenuti all'alba i carabinieri delle compagnie di Conegliano e Treviso, affiancati dalle squadre di intervento operativo del 4° battaglione di Mestre, per sgomberare da un'area lungo il Piave a Susegana decine di giovani radunati per un rave party. Una settantina i soggetti identificati, provenienti non solo dal Veneto ma anche da Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Austria e Repubblica Ceca, arrivati a bordo di auto e furgoni. Tra loro una trentina di trevigiani e anche soggetti già noti per possesso di stupefacenti e abuso di alcol. Ora saranno segnalati all'autorità giudiziaria. È stata la musica ad alto volume ad attirare l'attenzione dei militari. Sono andati a riscontrare che cosa c'era, hanno visto che cosa succedeva, hanno chiamato rinforzi, sono intervenuti in forza con 15 persone e quindi li hanno fatti sgomberare e hanno sequestrato il materiale. L'episodio in via ex Bombardieri. Per Susegana è la prima volta che un'area a ridosso del Piave viene invasa per un rave. È chiaro che quella è una zona che non è normalmente frequentata perché è una zona di cantiere, una zona demaniale accanto al Piave e quindi in questi 3 giorni magari meno presidiata. Peraltro sono molto contenta che da parte delle forze dell'ordine ci sia invece stato un riscontro immediato.